appunto perché qualcuno disse una volta il bello della diretta, lasciamo pure Facebook, io vorrei invitare l'onorevole Goisi, se può entrare un secondo, perché abbiamo una parlamentare Lega Nord, benvenuta, ben trovata. Ne approfitto perché per un impegno che avete, ho capito, qui vicino. Sì, a Villorba questa sera. Boss, ma esiste il cerchio magico? No, per me no, è qualcuno che si inventa, probabilmente chissà da dove nasce sta roba. No, la Paola non fa certo parte del cerchio magico, è una che io sono libera, indipendente, molto autonoma. libera, indipendente, è una donna intelligente, capace. Qualcuno li affibia appunto anche a lei che fa parte del cerchio magico, io non credo assolutamente. Hanno detto perché lei è inclusa nel cerchio magico. Da 20 anni pure con la Paola io non ho mai saputo che è, ripeto, una donna intelligente capace di fare le sue scelte. Quindi se non è il cerchio magico, ma non è. No, io sono autonomo e indipendente, ho detto. Io sono per Bossi, quello che dice Bossi per me è legge, è Vangelo. Quindi io non ascolto né i maroniani né i reguzzoni, poi mi hanno detto anche, mi hanno scritto sui giornali che sono reguzzoniana, che sono... Vabbè, se è bossiana è reguzzoniana. No, perché io seguo Bossi. Nel senso, è Bossi che aveva avuto Reguzzoni. Sì, Bossi ha voluto Reguzzoni, però non per questo io... perché Maroni a Milano? Perché Maroni a Milano non ha parlato? Non ha parlato perché era stato raggiunto un accordo, è stato raggiunto al federale, sì, che facevano parlare solo i governatori, presidenti di provincia, presidenti di provincia, gli ex ministri no. Quelli delle istituzioni, sì. Calderoli ha parlato? No, nessuno. Solo appunto Zaia, Cota, Gibelli che è vicepresidente in Lombardia, ex vicepresidente ormai, perché adesso vediamo se Berlusconi non fa cadere. Allora siamo ancora più contenti perché farà cadere Monti. No, non lo fa cadere. Vediamo. Non lo fa cadere. Qui io ho qualche forma di ottimismo. Che cade Monti? Che cada Monti, perché se va avanti così, gliel'ho detto l'altra sera qua al governo che c'era lì, avrei voluto che ci fosse c'era D'Andrea, mi pare che si chiami, un sottosegretario e un altro. Siccome io ho ricordato e ho rievocato la morte, l'ultimo suicidio che c'è stato, e appunto ho detto fate presto, dimettetevi per carità, andate via, se no arrivano da quei forconi non solo del sud ma anche dal nord.